Ma ringrazio il dottor Giorgio Roberti, direttore generale dello IOV, perché da un po' che aspetta giustamente, ma ha seguito credo anche lui con interesse la conferenza stampa del governatore, dell'assessore Lanzarin. Direttore, buongiorno. Buongiorno a lei. Direttore dell'Istituto Oncologico Veneto. Allora, questa fase 2 come la affrontate voi? Come la state affrontando? Allora noi intanto seguiamo tutte quelle che sono le disposizioni regionali e abbiamo messo in atto fin da prima, diciamo, della seconda fase tutta una serie di misure per contenere la trasmissione del rischio quindi di contrarre il virus e pur garantendo la continuità delle prestazioni che nell'ambito oncologico sono prestazioni di salvavita. Quindi abbiamo attivato il controllo degli accessi, quindi un controllo molto stretto con un triage, sia per quanto riguarda i pazienti ma anche per quanto riguarda gli eventuali accompagnatori. Sappiamo che gli accompagnatori non sono previsti, salvo il caso in cui ci sia la necessità da parte dei pazienti perché non autosufficienti o disabili. Abbiamo previsto tutta una serie di misure di potenziamento di quelle che sono le attività, diciamo, di distanziamento sociale, quindi le prenotazioni telefoniche, il follow up da remoto per i controlli quando sono conclusi le terapie oncologiche. Abbiamo attivato tutta una serie di misure molto importanti di protezione del nostro personale. Ad oggi non abbiamo nessun operatore positivo, abbiamo fatto oltre 700 eventi tamponi al personale, ricordo dello IOV di Castelfranco è di circa 300 unità in questo momento. E quindi abbiamo messo in atto tutta una serie di misure estremamente protettive. Ecco, direttore, questo chiaramente poi ci porta anche ad affrontare il tema che è la vostra sfida quotidiana, perché poi è quella parte di popolazione più vulnerabile, no? L'abbiamo già detto e ricordato molte volte, i vostri pazienti sono quelli che hanno le patologie che potevano essere determinanti nell'aggressività di questo virus. Certo, i nostri sono pazienti più fragili e quindi che possono contrarre più facilmente il virus. Non abbiamo avuto casi di pazienti positivi, grazie sicuramente alle misure che abbiamo messo in atto e anche alla collaborazione con l'ASL 2, perché noi conviviamo con l'ASL 2 nell'ospedale San Giacomo di Castelfranco. Senta, il trattamento farmacologico dei pazienti come è strutturato? Insomma, che cosa ci può dire su questo? Beh, su questo vi anticipo che nei prossimi giorni verrà attivato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci ai nostri pazienti. È un servizio gratuito che può essere svolto in tutto l'ambito del territorio nazionale. È sufficiente che il medico, l'oncologo in questo caso, verifichi la prescrizione, la invia alla nostra farmacia che attraverso un apposito corriere nel giro di massimo 2 giorni lavorativi potrà consegnare i farmaci senza in questo modo far venire all'ospedale il paziente. Ecco, direttore, è chiaro che è fondamentale, e lo diciamo ancora, in una struttura delicata che tra l'altro ha visto riconoscere un proprio sviluppo anche sul territorio. Su questo poi, se vuole dire qualcosa, ha già citato anche Castelfranco, ma sia fondamentale il supporto umano, di calore anche, no? di vicinanza, figuriamoci ai tempi della distanza del coronavirus, ma un supporto psicologico, cioè su questo, no? nella cura del paziente in questi mesi io credo che abbiate dovuto porre una grande attenzione ulteriore, immagino. Beh, il nostro personale è un personale molto motivato da questo punto di vista. Abbiamo un servizio psicologico
di supporto sia per quanto riguarda i pazienti che anche per quanto riguarda i nostri dipendenti, perché sono sottoposti a uno stress molto importante, molto impegnativo. Qual è, ecco, sull'allargamento, definiamolo così, no? Riconoscimento di IRCS all'Istituto Oncologico Veneto con l'ampliamento, diciamo, ad altre sedi, che cosa ci vuole dire? Che cosa implica anche nell'affrontare questo tipo di malattie sul nostro territorio? Beh, intanto è un grandissimo risultato che premia quella che è stata la politica regionale, la programmazione regionale, che ha previsto la diffusione anche a Castelfranco e a Schiavonia dello IOV, che ha la sua sede naturale a Padova. È un grande risultato conseguito sul campo attraverso l'attività degli operatori, quindi dei professionisti, che è stata vagliata questa attività dal Ministero della Salute sia dal punto di vista dell'assistenza che dal punto di vista della ricerca. È un percorso che è durato un anno, da aprile del 2019 e si è concluso ad aprile di quest'anno. C'è stata prima la presentazione della documentazione, poi una visita di una commissione ministeriale che si è fermata 3 giorni nelle nostre sedi a fare le verifiche e si è conclusa positivamente. Cosa significa essere IRCS in oncologia? Significa molte cose. Cercherò di dirlo in maniera semplice per il cittadino. Per il cittadino significa che c'è la garanzia di un elevato livello assistenziale e quindi nella presa in carico del malato in un percorso che va dalla diagnosi alla terapia e anche ai controlli, al follow-up. Noi abbiamo circa una ventina di percorsi diagnostico-terapeutici che sono stati vagliati dal Ministero. Abbiamo un elevato numero anche di pazienti che sono arruolati in sperimentazioni cliniche innovative. Questo è l'aspetto che riguarda più la ricerca. E che cosa significa? Significa per i nostri pazienti poter accedere a farmaci innovativi qualche anno prima dell'immissione in commercio. Quindi quando sono ancora in una fase di sperimentazione controllata. Certo. Oggi noi abbiamo, per farle capire dai dati ministeriali, siamo al secondo posto tra gli IRCS di tutta Italia, dopo l'Istituto dei Tumori di Milano, con 800 pazienti reclutati solo nel 2018 negli studi sperimentali. Quindi è una posizione, diciamo, di tutto rilievo a livello nazionale. Chiaro. Significa ancora accedere a finanziamenti ministeriali sulla ricerca. Ogni anno il Ministero mette a disposizione delle somme per le attività di ricerca, ma significa poi soprattutto una grande sfida. Perché queste verifiche di conferma del ruolo, della qualifica di IRCS vengono fatte ogni 2 anni dal Ministero e quindi per noi, una volta raggiunto l'obiettivo va mantenuto, no? Questo intende, certo. E quindi ci impegna costantemente nella nostra attività per mantenere un livello molto alto. Direttore, gli ultimi 2 flash, ma tra l'altro una cosa forse poco sottolineata: in questo periodo anche malati oncologici colpiti da questo virus, che è dannosissimo appunto in questi casi, sono guariti. Forse è una cosa che abbiamo sottolineato poche volte, no? Certo, il paziente oncologico, se trattato opportunamente, adeguatamente, con tutte le cautele, può guarire come gli altri pazienti. Direttore, la nuova sfida qual è quindi adesso? Oltre a mantenere chiaramente questo rango, diceva? La nuova sfida per noi è una sfida che continua ed è quella di continuare a mantenere, diciamo, alta la guardia, perché l'emergenza non è finita, non è assolutamente finita. Noi dobbiamo continuare a mantenere queste misure, diciamo, di protezione, di prevenzione. E io ringrazio tutti gli operatori che sono in prima linea e che si impegnano costantemente, ma ringrazio soprattutto i cittadini, perché per loro è un sacrificio seguire tutte queste misure di limitazione che però sono necessarie
e che sono importanti nel comportamento dei singoli, di tutti noi cittadini. C'è un contributo per la nostra salute, ma anche per quella degli altri. Esatto, un grande abbraccio ovviamente per il vostro lavoro, che è la sfida di tutti noi. Grazie davvero al direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, Giorgio Roberti, grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata.